Addio gli statosi per il Veneto. Il gruppo in consiglio regionale dell'ex candidato governatore ed ex sindaco di Verona cambia nome e diventa Veneto per l'Autonomia, per decisione del suo unico membro Maurizio Conte, rimasto solo dopo l'uscita in massa degli altri ex tosiani alla vigilia delle elezioni comunali. Il nuovo soggetto non entrerà formalmente a far parte della maggioranza, ma come si intuisce dal nome avrà come principale obiettivo la promozione del referendum indetto dal governatore Luca Zaia. Il nostro obiettivo è quello di unire le forze per questo referendum che al di là appunto del risultato normativo e legislativo dovrà avere una forza di un plebiscito favorevole all'autonomia del Veneto. Questo per dar forza a quelle che sono le istanze della gente. Flavio Tosi è sempre stato un amico, puntualizza Conte, ma in questo momento serve chiarezza rispetto agli obiettivi politici. Ritengo ci sia stata troppa incertezza e poca chiarezza circa le posizioni da assumere nella riforma dello Stato. Non guardo a Renzi né alla sinistra, ma guardo al territorio e al rafforzamento della posizione nell'ambito dei valori del centrodestra. Tra le prime iniziative una proposta di delibera a sostegno del referendum autonomista inviata a tutti i consigli comunali del Veneto. È un obiettivo appunto di dire, oltre che ad attivarsi per far sì che questo referendum sia a conoscenza di tutti i cittadini e soprattutto convincerli di andare a votare, che Zaia il giorno dopo, in base alla Costituzione vigente, all'articolo 116 e 117, vada convinto di portare a casa il risultato forte del risultato elettorale.